Lucio Gianni, prima il Veneto, domani tra l'altro il governatore farà un messaggio inaugurale a reti unificate, ormai possiamo dire, perché andrà su tutte le nostre 3 reti venete, proprio per parlare del 2017 e ovviamente del referendum con molto interesse da parte del governatore per il referendum sull'autonomia. Voi come vi collocate rispetto a questo appuntamento in cui il governatore spera che ci sia una grandissima partecipazione di veneti? Beh, è chiaro che pur considerando il referendum non il toccasana, non la scelta giusta e appropriata, ma è chiaro che non possiamo che essere favorevoli, andare a votare e invitare a votare a favore della proposta di autonomia, anche se sappiamo che non è quello che noi vogliamo e non è quello che i cittadini veneti probabilmente vogliono. Perché io vi ho ascoltato un po' divertito e un po' amareggiato dallo scontro ancora delle posizioni ferme. Io difendo il mio gruppo, difendo il mio partito, difendo la mia gente, senza considerare che i buoni e i cattivi ci sono dappertutto, senza considerare che mentre noi continuiamo a difendere il nostro gruppo, la nostra classe, i nostri amici, ci sono delle persone che stanno soffrendo, che stanno morendo e scopriamo improvvisamente delle cose che abbiamo sempre saputo, cioè la Marca, tutte quelle realtà che ruotano attorno alle banche che hanno fatto comodo perché hanno finanziato tutti, è inutile che ci nascondiamo dietro al classico dito. Allora qua poi ci sorprendiamo quando ci sono questi furti, queste persone che vanno a picchiare, che quindi perdono anche il senso della realtà. Si pensava, la Tiziana Agostini, cosa non abbiamo fatto, cosa non abbiamo insegnato, ma intanto domandiamoci perché abbiamo tolto il senso del futuro ai nostri giovani, intanto domandiamoci cosa abbiamo fatto noi per rubare quello che è la loro speranza di futuro. Poi abbiamo perso il senso, è chiaro che loro hanno perso il senso della realtà, sono italiani, sono veneti, sono esteri, non importa, sono persone che sono venuti qui e hanno bisogno di delinquere per sopravvivere, è vero, quando che ci sono queste persone, questi che passano le giornate senza sapere cosa fare, prima o dopo o hanno bisogno di rubare, di andare a delinquere per sopravvivere, oppure sono avvicinati da quelle che sono già quelle società che vogliono delinquere. Allora, o noi ci rendiamo conto che ormai i buoi sono quasi scappati, ma dobbiamo fermare su alcuni punti fermi. Allora, la certezza della pena, sono cose che ce le diciamo, ce le ripetiamo. Qui in Italia, io leggevo ancora, pensate, nel 2007 l'Internazionale, quindi qualche anno fa, l'Internazionale, che sicuramente non è un giornale di destra, dove c'era l'intervista del capo della polizia della Romania, no? Dove diceva che da loro tranquillamente si circolava di sera, i delinquenti non c'erano più, erano tutti in Italia. Sì. Perché? Perché qui non c'è la certezza della pena. Poi si diceva, una volta il Veneto era il fiore all'occhiello. No, non è mai stato il fiore all'occhiello, è sempre stata la mucca da mungere e continuiamo a essere la mucca da mungere. E non ci rendiamo conto che ben venga il referendum sull'autonomia, ma è un referendum che non dà risposte concrete, perché non è un referendum che ci dà la libertà di decidere concretamente. Però, certo, è un primo passo avanti. Certo, se quelle 2 regioni che noi abbiamo, che ci fanno da cuscinetto, quelle 2 regioni finanziate e foraggiate dall'Italia, che sono le regioni autonome, non ci permetteranno mai di pensare di essere veramente liberi e autonomi. E soprattutto se i veneti non ci renderanno conto, da qualsiasi partito sono, del PD, del Movimento Sociale, di Alleanza Nazionale, della Lega, non si rendono conto che sono soprattutto e prima di tutto veneti, e poi possono essere del PD e possono essere di Forza Italia, e non si renderanno conto del bisogno di far valere la dignità dei cittadini veneti, il rispetto dei cittadini veneti, perché solo in questa maniera qua noi possiamo avere delle risposte concrete
prima di tutto ai nostri cittadini, e possiamo dare delle risposte concrete anche a quei cittadini che noi ci troviamo nella condizione di ospitare, perché come spesso si dice, non è Veneto solo chi è nato Veneto, ma chi Veneto lo fa, chi viene qua per lavorare, chi viene qua per produrre, chi si mette nella condizione di mettersi nella legalità, nel rispetto delle regole, nel rispetto della legge, nel rispetto della nostra cultura, della nostra identità e delle nostre tradizioni. Allora, Lucio Gianni, siamo a pochi minuti dalla fine. Lei come lo vede il 2017? Come il 2016, cioè non è che non è ottimista, ci non sia ha un fiducia. paletto. Ma fiducia, è chiaro che io credo nella fiducia, nella speranza, però bisogna anche essere obiettivi, insomma. Noi abbiamo, prima si parlava della responsabilità dei politici che non sono intervenuti, che lasciano fare a livello si parlava prima quando delle banche, no? E noi scopriamo improvvisamente tante cose che tutti sapevano, no? La classica acqua calda. E poi corriamo il rischio, no, di generalizzare, anche perché effettivamente ci sono tanti dipendenti bancari che sono delle persone oneste, ci sono tanti istituti, soprattutto quelli di credito cooperativo, che sono degli istituti che sono veramente disponibili, presenti nel territorio, che danno delle risposte concrete a quelle che sono le necessità. Poi è chiaro, è vero che è una frase fatta, che i buoni e i cattivi ci sono dappertutto, ma in realtà che i buoni e i cattivi ci sono dappertutto. E non possiamo pensare, commettere l'errore che i buoni sono tutti dietro di me, sono tutti dalla mia parte e i cattivi sono tutti dall'altra parte. Purtroppo dobbiamo avere il coraggio di ammettere che ci sono anche tra quelli che possono essere del mio gruppo, del mio clan, ci possono essere dei cattivi e noi dobbiamo essere vigili, dobbiamo stare attenti, dobbiamo cercare di eliminarli e di metterli nella condizione di non essere dannosi. Il problema grosso dei responsabili politici, quali sono? Vengono da distanti probabilmente, quando i politici sono stati un po' allegrotti, in mezzo ce ne sono stati di disonesti, andiamo poi indietro a mani pulite, e da là si è tolto potere alla classe politica e si è dato potere ai dirigenti, si è dato potere ad altre realtà, che di fatto adesso dimostrano che anche lì i buoni e i cattivi ci sono, quindi ci sono dei buoni dirigenti, ci sono dei dirigenti disonesti e delinquenti. Abbiamo avuto queste associazioni parallele alle banche, che bene o male finanziavano un po' tutti, quindi spendevano soldi dei risparmiatori. È vero, erano tutti contratti privatistici, è indubbio che è una realtà. È vero che tante persone dovevano porsi la domanda: perché se il mercato oggi mi dice che i tassi sono al 2, 2,5 e mi offrono il 9, c'è qualcosa che non funziona? Ma sai, non tutti arrivano, sai, uno è allietato, crede di aver fatto l'affare, è chiaro che dietro c'è il dipendente disonesto. Però giustamente la Banca d'Italia doveva vigilare. La Banca d'Italia ha chiuso gli occhi sulle banche del Veneto, ha chiuso gli occhi su Montepaschi di Siena, e ha chiuso gli occhi su certe operazioni come l'acquisto della Banca del Veneto, dell'acquisto della banca che faceva buca da tutte le parti. È chiaro che i cittadini sono stati a volte assenti, perché ricadiamo sempre nel stesso errore. Pensiamo che quelli che sono dalla nostra parte sono delle persone oneste e cadiamo su questo errore qua.